E Polis del candidato sindaco Salvatore Pennica, che sarà appoggiato anche dal PDL e da Grande Sud, hanno scritto una lunga lettera ai cittadini, a coloro che i prossimi 6 e 7 maggio si recheranno alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino di Agrigento. Pennica mette in risalto e si sofferma sul concetto di etica, sulla dignità della persona e sul bene comune, che saranno sempre messi in luce ed in primo piano nell'eventuale ruolo di sindaco di Agrigento. Inoltre per Pennica dignità e lavoro devono essere gli inderogabili punti d'avvio per il prossimo governo della città. Nella lettera aperta ai cittadini invece viene omesso il tema delle alleanze che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. E Polis e Pennica invece invitano, esortano e lanciano un appello a tutti i cittadini di concorrere insieme per un progetto nuovo di città, di fare la buona politica, abbandonando logiche di clientela, di tatticismi politici, di esigenze di segretari di partito. Nella lettera Pennica promette di mettere come primi punti dell'azione amministrativa il problema del lavoro e della disoccupazione giovanile, del centro storico, del decoro urbano e della viabilità, dei quartieri satellite. Pennica, fra l'altro, promette che non prenderà tessere di partito, che non si candiderà ad altre competizioni elettorali e che, se eletto, non cambierà la squadra degli assessori. E sul sondaggio Ipsos commissionato dal candidato Giuseppe Arnone, Pennica afferma: i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Io so che ci sto mettendo la faccia, il mio carattere, il cuore, i miei soldi. So di avere degli amici che con me ragionano. Voglio amministrare questa città da cittadino. Il resto mi interessa poco, anche i sondaggi. So che Arnone e Zambuto sono i più bravi della classe. Io ho sempre imparato, sin dai banchi di scuola, a lavorare con umiltà, ma con libertà di pensiero, determinazione e capendo che il problema si può risolvere solo dopo aver studiato. Sto studiando da sindaco.